Un ciao a tutti gli amici di matoscacco.com e benvenuti in questa nuova lezione. Oggi vediamo questa partita, la commenteremo assieme, giocata a Belgrado nel 1970, dove al bianco abbiamo il grandissimo Larsen e col nero l'altrettanto grande Spassky. Vedremo come in questa partita il bianco deciderà di optare per una linea poco aggressiva e di come subirà invece l'attacco e l'avanzata del nero, e in particolare di un pedone. Fate bene attenzione al pedone H7 perché sarà lui che dominerà la partita. Sembra assurdo che un pedone di torre possa essere così forte, e invece questa partita ha dell'incredibile. Un pedone, un pezzo semplicissimo, ma che ha veramente la stoffa di un condottiero. Bene, Larsen decide di aprire con B3. Qual è lo scopo di questa apertura? Ovviamente di mettere l'alfiere in fianchetto e di controllare il centro da lontano. Se il nero non riesce a sostenere bene questo centro, e si può sostenere in diversi modi, rischia di crollare. Quindi vediamo poi come sono andate. Dopo B3, infatti il nero ha giocato E5 e tutto secondo i piani, alfiere B2, come si può sostenere questo pedone con un cavallo C6 che allo stesso tempo sviluppiamo anche il pezzo. C4, l'apertura continua, cavallo F6, cavallo F3, andando a fare una doppia minaccia su questo pedone ora è minacciato. In che modo possiamo difenderlo? Ci sono tanti modi, c'è la passiva D6, c'è donna E7 che presuppone poi un arrocco lungo, perché ormai la donna è andata a interporsi sulla linea dell'alfiere camposcuro, oppure in modo più audace E4. Analizziamo un pochettino assieme questa spinta. Questa spinta obbliga il cavallo del bianco a spostarsi o in ritirata o in posizioni inutili e rischiose come G5 o H4, oppure in D4, dove è la posizione in cui si ritirerà e in cui si propone tra l'altro un cambio di cavalli. Questa spinta non è del tutto, sembra quasi un sacrificio, perché questo pedone è così avanti che per ora è difeso solo dal cavallo, ma sarà facilmente attaccabile. Pensate a un cavallo C3 e donna C2, ci sono già due pezzi che attaccano questo pedone, in più questa spinta ora non si può fare. Quindi sembra veramente un azzardo, in realtà è una mossa fortissima perché impedisce spinte di pedoni e va a creare poi degli avamposti in D3. Comunque lo vedremo. Cavallo che va in D4. A questo punto giustamente il nero non cambia, ma coglie l'occasione per sviluppare l'alfiere camposcuro in C5. A questo punto qui è il bianco che prende l'iniziativa. Cavallo per C6. Ora questo cavallo può essere preso sia col pedone in B che col pedone in D. Dici, beh, chiaramente si prende col pedone in D. In realtà anche prendere col pedone in B non è totalmente sbagliato. Perché? Perché il pedone in D è vero che si va a creare un'impedonatura, ma in un futuro può sostenere questo tipo di spinta, che può essere buono. Quindi non è scontato con quale pedone prendere. Qui comunque Spassky decide di prendere con il pedone in D per liberare la donna e l'alfiere. A questo punto andiamo ancora un pochettino avanti, segue la mossa del bianco E3. Come abbiamo detto qui c'è un punto fortissimo per il nero. E il nero decide di continuare il suo sviluppo con alfiere in F5. Non so se hai letto come me un sacco di libri di scacchi e dicono che la posizione ideale per quanto riguarda uno sviluppo così ipotetico, poi è chiaro che cambia da posizione a posizione, è quello di mettere i cavalli all'interno e i due alfieri su queste case o su queste. Beh, secondo questo piano, questa posizione ideale, direi che il nero ha rispettato alla grande questi principi. A questo punto, donna C2, donna in E7 per andare a controllare ancora di più questo pedone e preparare le basi per un arrocco lungo,
sviluppiamo l'alfiere per un arrocco corto, arrocco lungo. A questo punto il bianco potrebbe giocare arrocco corto, poi pensare diverse mosse per cercare di attivare un po' i propri pezzi. Avendo fatto l'arrocco lungo, questo alfiere non è più così forte come se il nero avesse fatto l'arrocco corto, quindi tutta questa bellissima predisposizione in realtà va un po' sul nulla. In più, se dopo un arrocco corto si dà un obiettivo di attacco e è facile pensare ad attacchi di questo tipo. Quindi giustamente il bianco magari aspetta ad arroccare, però fa una mossa che non era assolutamente necessaria, che è F4. Questa mossa lascia un po' a desiderare, magari c'erano mosse un pochettino più importanti, e qui il nero ne approfitta con cavallo G4. Il cavallo ovviamente ha due funzioni: innanzitutto si possono compiere dei sacrifici sul punto in E3 al momento opportuno, e poi, come abbiamo visto prima, libera la diagonale alla donna, e qui bisogna correre ai pari, c'è poco da fare. G3 per evitare entrate di donna in H4. H5, questo è il pedone di cui dicevamo all'inizio, ti ricordi? Guarda un po' che cosa è in grado di fare. H3, ora si minaccia il cavallo, giustamente, probabilmente senza pensare troppo. La prima mossa che ci verrebbe in mente è quella di ritirarsi in qualche punto, ma c'è ben di meglio. Dopo H3, H4. Ti do qualche secondino per guardare questa mossa. Dopodiché il bianco decide di stare al gioco del nero. Pedone per G4. Pedone per G4. E qui c'è sotto anche un bellissimo alfiere, ma pedone per G3. Perché ora il bianco non può continuare a prendere? Innanzitutto perché c'è una torre sotto, però dici, cavoli, dopo un bellissimo cambio, torre per torre e torre per torre, poi possiamo prendere l'alfiere. Non è proprio così facile la situazione, perché se andiamo a prendere l'alfiere ci possono essere entrata di torre, il re non può andare qui e non può muoversi lateralmente, sarebbe costretto a difendersi con un alfiere, c'è questa spinta di pedone fortissimo e in ogni modo c'è sempre l'entrata della donna in H4, quindi veramente una mossa fantastica questa. Mettiamo i pezzi a posto come erano. Ok, quindi ci troviamo in questa posizione e il bianco, avendo visto questo tipo di continuazione, decide ovviamente di mettersi riparo. Torre G1 sembra una mossa buona, che va a attaccare anche questo pedone fortissimo che sta, diciamo che è il nostro centrocampista, che sta diventando un attaccante, e qui altra mossa incredibile di Spassky. Torre in H1, torre in H1. Ti do qualche secondino anche qui per guardarla. Torre H1. Ed c'è l'inchiodatura, la torre non può catturare. C'è una torre sotto e quindi bisogna fare qualcosa. Torre per H1. Prendiamoci questa torre che sembra gratuita. G2. G2 ha lo scopo di far andare via la torre da questa traversa, ma ovviamente non può andare via, altrimenti il pedone va a donna. Quindi la torre dove la metteresti? Se si mette la torre in G1 sono veramente cavoli amarissimi, perché c'è sempre l'entrata di donna e qui c'è ben poco da fare. Dopo che per esempio il re si sposta, donna H1, quindi questo tipo di giocata assolutamente non si può fare. Quindi la torre da H1 non può andare in G1, ma deve andare in F1. Ovviamente così in caso di cambio almeno il re si libera un po' di vie di fuga, o comunque non è così
Però il nero non è così stupido, non gli frega niente di riprendersi subito la torre, ma gioca donna H4 scacco, re in D1 e ora il pedone va finalmente a promozione. A questo punto io metto una torre rovesciata per indicare una donna. Non fatelo mai in torneo, perché se in torneo promuovete e mettete una torre rovesciata, per l'arbitro del regolamento scacchistico è sempre una torre, che tu la metti di traverso, rovesciata in piedi, è sempre una torre. Si usa farlo così tra amici, di mettere una torre rovesciata per indicare la donna, ma non avendo un'altra donna sono costretto a utilizzare questo tipo qui. E qui perché si è ritirato? Perché prova a pensare un pochettino cosa può succedere. Se giustamente prendiamo con l'alfiere, ci sono tante possibilità. Esempio, alfiere per G4, il re se va qui entriamo di donna matto, se il re si copre con l'alfiere entriamo di donna ed è matto lo stesso. Quindi un gioco solido ma poco aggressivo ha fatto sì che il nero potesse organizzare un attacco sacrificando diversi pezzi e alla fine a quanto pare ha avuto ragione.